Vi porto di cuore il mio saluto e l'augurio di un buon lavoro. Avete sentito nella relazione dell'amico Rizzi la prospettiva che abbiamo da affrontare da dopodomani è quella della costruzione in Veneto dell'Alleanza. Si dice semplificazione della rappresentanza, certo passare da 3 centrali ad una è una semplificazione, io invece amo dire rafforzare la rappresentanza. Noi abbiamo ben chiaro di essere anche delle imprese e la crisi economica ci ricorda che dobbiamo innovare intraprendendo in maniera ancora più forte. Però crediamo che la rappresentanza sia altrettanto importante per centrare degli obiettivi anche di tipo imprenditoriale. Non è un caso che negli interventi l'elemento sociale, di tenuta, di coesione sociale sia stato ricordato in maniera opportuna da chi rappresenta le istituzioni, l'assessore alla sanità, ma anche dai politici che sono intervenuti. Allora la rappresentanza per la coesione sociale è fondamentale. La rappresentanza è fondamentale per la programmazione. Credo che tutti noi, ho visto i vostri dati, se parliamo di edilizia, di difesa del territorio, eccetera, non possiamo non notare il grave difetto di programmazione che c'è stato. Noi abbiamo bisogno di rappresentare gli interessi delle nostre imprese, dei nostri soci, delle famiglie dei nostri soci, nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali ed europee, in maniera sempre più efficace, più puntuale, più presente nell'interesse delle nostre imprese, ma anche nell'interesse della società di cui siamo una parte fondamentale. Questo è quello che cercheremo di fare da domani nella costruzione dell'ACI a livello regionale, in maniera da essere più forti, più coesi e più autentici cooperatori. Auguri e buon lavoro.